È giovedì 9 novembre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora, stamattina intanto vi dico subito di cosa ci occuperemo, della strage dei bambini di Gaza e poi la fuga all'estero dei medici. Sentiremo un medico che opera a Dubai e poi un tema delicatissimo, quello del fine vita. Ma intanto cominciamo con le notizie, con la cronaca a Catania, falcidiata sulle strisce pedonali, incredulità e rabbia per la morte di una studentessa universitaria che è stata investita sulla circonvallazione. È stata aperta anche un'inchiesta e si ripropone il problema della sicurezza stradale. Servono interventi urgenti per evitare altre tragedie. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incidente che ha causato la morte di Chiara Adorno sulla circonvallazione di Catania. Il reato ipotizzato è omicidio stradale. Nei prossimi giorni l'autopsia, che porterà come atto dovuto all'iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti dei due mezzi coinvolti, una Fiat Punto e uno scooter Honda. Chiara è stata travolta sulle strisce pedonali della circonvallazione di Catania, prima dal conducente lo scooter e poi dall'automobilista che guidava la Fiat Punto. 18 anni, studentessa di biologia, originaria di Solarino, frequentava da poco l'Università di Catania. Ferito e ricoverato al Policlinico, ma fuori pericolo, il suo fidanzato che era accanto a lei. A terra restano i segni, freddi numeri e spray bianco che ricostruiscono la dinamica di un incidente in un tratto già tristemente noto. Gli incidenti sono all'ordine del giorno, già nella mattinata ce n'erano stati due, perché i ragazzi attraversano, la macchina si ferma dalla precedenza, ma quelli dietro vanno a tamponare la prima macchina. C'era il cavalcavia, era una cosa comoda, ora non so qual è la motivazione perché l'hanno tolto, però il problema è che questa è una circonvallazione, secondo me dovrebbe essere una strada a scorrimento veloce, ma non lo può essere con tutti questi passaggi pedonali, semafori. Un incidente che solleva tante polemiche, a partire dal cavalcavia che con l'abbattimento del ponte è stato smantellato e mai più ripristinato. L'intera comunità dell'Università di Catania, ha affermato il rettore Francesco Priolo, piange la sua scomparsa. Ancora una volta è stata una studentessa a pagare il prezzo più caro della malsana gestione di uno dei punti più critici della viabilità catanese, scrivono gli studenti e l'associazione Le Finestre. Adesso andiamo alla regione, vale 800 milioni di euro la finanziaria per il 2024, 40 articoli, numerosi i provvedimenti e fra questi anche gli sconti sul bollo auto, le royalty per l'estrazione del gas ai comuni e poi ci sono anche degli incentivi per chi assume e più fondi per i forestali. Dal taglio del bollo auto alla certezza dei tempi per il trasferimento dei fondi regionali ai comuni, dalle royalties dell'estrazione del gas condivise proprio con i comuni e gli enti locali, ai contributi alle imprese che creano lavoro, dagli interventi sulla forestazione e antincendio a tanto altro. Eccola la prima manovra economico-finanziaria del governo Schifani, vale circa 800 milioni di euro, tutti reperiti con fondi regionali propri. In 40 articoli il governo della regione detta le regole per la gestione delle risorse nel 2024 e lo fa in tempi che dovranno permettere l'approvazione di bilancio e legge di stabilità entro la fine dell'anno in corso, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio. Una manovra che punta sull'occupazione, sullo sviluppo, sulla crescita, sull'impresa. Il lavoro sicuro e certo nasce se l'impresa è in salute, può assumere e lo fa soltanto se può produrre bene ed essere competitiva. Questo è il nostro sforzo, lo sforzo anche di una grande attenzione agli enti locali, un'attenzione a tutti i collegamenti delle isole, al sociale, alla scuola. È una manovra che parla, ha un significato, ha una sua anima. Tutto questo è stato possibile grazie agli accordi stretti fra Palermo e Roma per correggere una serie di incongruenze nei conti e ripianare deficit che la regione si porta dietro da tempo. Sono tutti fondi regionali, lo abbiamo fatto grazie all'accordo che il presidente Schifani è riuscito a concludere col ministro Giorgetti. Il governo Meloni e il governo Schifani hanno dato un'impronta certamente storica alla Sicilia perché ci consente di recuperare quello che nel passato ci avevano tolto. Ora toccherà al Parlamento, al quale la manovra sarà trasmessa entro la fine della settimana. Per legge ci sono 45 giorni e dunque il tempo dovrebbe essere sufficiente ad arrivare ad approvazione entro la fine dell'anno. Intanto in aula all'Ars c'è il collegato Terre, una manovra correttiva dei conti 2023, quindi dell'anno in corso, che l'assessore all'economia conta di portare ad approvazione entro mercoledì prossimo.
E prima di girare la linea ad Emanuela per la rassegna stampa, intanto quella regionale, c'è una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Ragusa. Molta paura ieri sera a Scicli per il parziale crollo della tribuna durante uno spettacolo del circo. Una donna è stata accompagnata all'ospedale Maggiore Baglieri di Modica per lo shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poi anche diverse ambulanze. E ora, come detto, come anticipato, Emanuela Corsi per la rassegna stampa regionale. Sì, Angelo, partiamo proprio da questo ultimo servizio che abbiamo fatto vedere da Schifani e dall'assessore Marco Falcone, quindi Gazzetta del Sud, parliamo della manovra regionale, regione, fondi al lavoro stabile, l'apertura di oggi, manovra da 900 milioni, più risorse garantite ai comuni siciliani, la finanziaria proposta dal governo Schifani, incentivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato. Questa è una delle novità introdotte appunto nella legge di bilancio regionale. Vediamo altre notizie e poi approfondiamo appunto questa. Messina, Palazzo Zanca agitato dal caso Croce. Ipotesi decadenza per Maurizio Croce, che finora ha partecipato soltanto a 8 sedute di consiglio comunale su 134. Una buona media. Una buona media. A scuola ci sarebbe stata la bocciatura, non so in politica come qui si funziona. parla di decadenza, no? Decadenza. L'attesa riqualificazione invece della falce di Messina, altra foto notizia, martedì scade il bando di gara, l'autorità di sistema portuale d'intesa con Invitalia assegnerà la progettazione del nuovo parco urbano. Altre notizie, nel taglio alto, la mafia, l'asse tra Palermo e New York, fermate 17 persone, a Messina potrebbe sbloccarsi la convenzione sul Donorione, questo istituto psichiatrico, ieri audizione in commissione all'Ars, e a Messina indagine della squadra mobile, prestiti a tassi anche del 600%, coinvolti 3 indagati accusati d'usura ed estorsione. 12 ostaggi per 3 giorni di tregua, siamo nel taglio medio, sempre della Gazzetta del Sud, si parla della guerra in Medio Oriente, questa è l'offerta di Hamas a Israele, in battaglia è caduto un altro capo dei miliziani, si infiamma la Cisgiordania, il vertice d'urgenza convocato da Netanyahu, chiaramente questo tema lo troveremo sulla stampa nazionale, lo approfondiremo tra pochi minuti, il sì pure dalla Moldavia, Ucraina nell'Unione, parla von der Leyen, allargamento strategico. Nel taglio basso, 6 migranti siamo noi, la grande fuga dei giovani, vivono fuori dei confini 6 milioni di connazionali, questi sono i numeri, il 44% di chi ha lasciato l'Italia nel 2022 era un giovane tra i 18 e i 34 anni, rispetto agli anni precedenti 2 punti di percentuali in più. Altre notizie, in questo caso internazionali, le ultime ore di questa bambina inglese, Indy, staccare le macchine, il giudice inglese è irremovibile, oggi alle 14 è stata decretata appunto questa sentenza, ma i genitori si appellano a un ricorso e tentano di fare l'insperabile, la sentenza appunto sarà applicabile dalle 14. Inter qualificata agli ottavi, Napoli mezzo passo falso, Champions nerazzurri, ok a Salisburgo. Vediamo all'interno, parliamo di manovra finanziaria, quindi ossigeno ai comuni, fondi alle aziende. Il governo regionale presenta la legge di stabilità, vale 900 milioni, 350 arriveranno grazie all'accordo con lo Stato. Contributi alle imprese, 30.000 euro per ciascun lavoratore che viene assunto a tempo indeterminato. Qui ci sono tutti i vari punti che vengono elencati in questo articolo, ma noi andiamo a vedere intanto quello del lavoro e dell'occupazione che tanto interessa chiaramente. La legge stabilità prevede dei contributi, dicevamo, fino a 30.000 euro per ciascun lavoratore assunto, 10.000 euro all'anno. In totale sono stati stanziati 300 milioni nel triennio 2024-2026 come ulteriore incentivo per favorire il rientro in Sicilia di cittadini che lavorano in imprese aventi sede operanti esclusivamente all'estero. Si prevede un altro contributo aggiuntivo di 15.000 euro nel triennio, quindi 5.000 euro annui. C'è anche una novità che riguarda il bollo auto.
Tassa automobilistica ridotta al 20% nel 2024. Per chi? Il 10% in meno per i proprietari in regola con i versamenti. Un'ulteriore riduzione del 10% è prevista per chi decide di effettuare pagamenti con la domiciliazione sul proprio conto corrente. Poi ci sono tante altre naturalmente misure inserite in questa legge, ma non abbiamo il tempo per poterla Ovviamente è una legge che chiaramente- deve passare all'esame Certo. dell'ARS, quindi del Parlamento siciliano. Certo, Queste quindi- sono le misure che sono state approntate dal governo. Approvate, esatto, dal governo Giunta. siciliano. Allora, vediamo invece adesso la Repubblica Palermo. Palermo chiama New York, ecco, le indagini, 6 arresti eseguiti nel capoluogo siciliano e 10 nella Grande Mela. Il vecchio capo clan di Borgetto dettava le strategie per chiedere il pizzo ai ristoratori italo-americani di Brooklyn. Il boss Francesco Rappa di nuovo in contatto con la mafia statunitense. Questo è tutto quello che è emerso ieri da questa operazione e dopo questi 17 arresti. Il retroscena, gli scappati che ritornano e il mistero del tesoro, l'articolo di Salvo Palazzolo che vedremo tra poco all'interno. Intanto nel taglio alto una intera città siciliana all'estero. Ecco sempre i dati su questo spopolamento dell'isola. Abbiamo detto tanti giovani che vanno fuori. Secondo i dati l'isola si spopola sempre di più. 815.000 i nati nella regione che sono residenti oltre confine. È un dato importantissimo questo, è elevatissimo anche. Sì. Però si stanno studiando, come hai visto, Farli anche delle rientrare. strategie per fare rientrare soprattutto i giovani. Il reportage nel Borgo Fantasma dove nessuno resta, qui non arriva neanche la benzina. Novara di Sicilia, tra poco vediamo anche qui che cosa succede. Il caso a Palermo, fiera di Natale al Politeama. Il Politeama è un po' al centro del dibattito in questi ultimi tempi, prima per il tycoon giapponese che ha organizzato una serie di feste e spettacoli, adesso perché verrà appunto allestita una fiera di Natale vediamo appunto le casette, 75 casette di artigianante sicilianissimo in piazza Castelnuovo a Natale. Questa è appunto la richiesta, ma la soprintendenza per i beni culturali ha scritto al comune chiedendo una diversa programmazione e organizzazione delle manifestazioni temporanee in spazi urbani meno sensibili dal punto di vista monumentale. Quindi la soprintendenza contro il comune, contro questa scelta di allestire questi mercatini di Natale. Staremo a vedere cosa deciderà il sindaco La Galla. La polemica, stupro della Branco, 300 donne contestano la RAI. Cosa è successo? Intanto ci sono 298 firme di giornaliste, intellettuali, scrittrici, attiviste italiane in calce a una lettera che contesta il mancato rispetto delle vittime di violenza di genere, per di più in un programma del servizio pubblico. Questa lettera è stata destinata alla RAI dopo l'intervista di Nunzia De Girolamo nel suo programma alla ragazza vittima ricordiamo, dello stupro di gruppo di Palermo. Quindi una scelta che non è stata condivisa e che ha portato a questa insurrezione, chiamiamola così. Andiamo all'interno, arresti tra Palermo e New York, i paesani non devono soffrire. Il vecchio capomafia di Borgetto dettava le strategie per chiedere il pizzo ai ristoratori italo-americani di Brooklyn. In manette l'81enne Frank Rappa, su cui aveva indagato il vicequestore Giuliano prima di essere ucciso dalla mafia. A coordinare le indagini in Italia è stato Alessandro Giuliano, figlio di Boris. L'operazione, le mani, questa è un'altra notizia sempre di un'altra operazione importante che abbiamo scoperto ieri, le mani dei clan sulle scommesse online. La DIA stoppa un giro d'affari di 10 milioni. Questi soldi servivano proprio per aiutare il sostentamento delle famiglie mafiose. Il ritorno degli scappati, ecco questo retroscena alla conquista di Palermo, il mistero del loro tesoro. La storia criminale della città è cambiata con la morte di Rina, caduta la fatua. Sono tornati i vecchi nemici e qui vediamo le foto dei padrini. In alto Francesco Rappa, appunto il boss di Borgetto, arrestato nel blitz della squadra mobile e del servizio centrale operativo. Poi c'è anche Francesco e Tommaso Inzerillo, arrestati nel 2019, Michele Michalizzi, genero del boss Ricco Bono.
Vediamo questo borgo desolato, un viaggio che fa oggi Repubblica Palermo a Novara di Sicilia. Il borgo desolato senza più benzina, ma c'è chi resiste e vuole investire. Avvocato tra i peloritani, arroccato tra i peloritani e i Nebrodi, ha perso in 40 anni 6 abitanti su 10, una scuola con soli 31 alunni e un medico che va 2 ore al giorno. Eppure qualcuno vuole aprire ancora un B&B, un maneggio e un laboratorio artigianale. Quindi c'è voglia di vivere, c'è voglia di rilanciarsi, c'è voglia di assicurare un futuro magari ad un paese che si è spopolato. Ma anche di recuperare questi borghi che sono anche molto belli dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista anche culturale, quindi hanno tanto da raccontare della nostra Sicilia. La Sicilia di oggi, vediamo. Dalla Regione una manovra per il lavoro, la finanziaria, incentivi per chi assume, più fondi per i forestali, antincendio e stabilizzazione per gli ex precari, sconto sul bollo auto, il governo rivede il taglio alle pensioni. E poi Dottor Trolley, la fotonotizia, non si arresta la fuga dall'Italia dei giovani in cerca di lavoro, Mattarella, individuare percorsi per farli tornare a casa. Nel taglio alto però vediamo oggi la Sicilia dedica tante pagine a questa storia di questa studentessa arrotata sulle strisce davanti al fidanzato. Questo incidente mortale è avvenuto sulla circonvallazione di Catania. Strada killer, si ripensi al ponte pedonale. L'universitaria era di Solarino, vittima appunto di questo incidente, di questa tragica fine. Schifani, come cambia la mappa del potere, Euroflirt tra Movimento 5 Stelle e De Luca, questo per quanto riguarda la politica e il retroscena alla regione. Blitz della DIA e dell'FBI dagli Stati Uniti a Palermo a scuola di racket, fate come noi. E poi le scommesse sportive, il gioco d'azzardo nell'area licatese, gli aiuti ai clan trapanesi, questo blitz ad Agrigento. Andiamo a vedere all'interno la storia di Chiara, che è stata travolta e uccisa sulle strisce pedonali. La morte davanti al fidanzato, strada killer, così viene definita la circonvallazione. La giovane di Solarino frequentava il primo anno del corso di laurea in scienze biologiche e qui vediamo questa giovane in questa foto che rappresenta proprio la voglia di vivere, la gioia, e poi il punto dove è avvenuto questo incidente mortale. E ancora qui ci sono altre foto, tragedia a Catania, coppia falciata su strisce pedonali, morta una ragazza di 19 anni, quello che aveva scritto appunto sempre la Sicilia. A Palma Montechiaro uccise un ragazzo che rubava in casa, il giudizio è arrivato dopo 10 anni. Andiamo alla pagina di Catania, della provincia di Catania, sempre della Sicilia. Chiara come Danilo, ora basta, anche qui l'apertura dedicata a questa tragica storia. Un destino atroce lega la ragazza travolta al viale Andrea Doria e allo studente che morì sempre su questa importante arteria catanese nel 2017. Sul tratto della circonvallazione nei pressi della cittadella bisogna intervenire urgentemente per garantire la sicurezza. Ci sono anche le reazioni, il sindaco Trantino, il rettore Priolo, lavorare insieme per evitare che accada ancora, ma c'è anche la mobilitazione degli studenti, degli universitari che sabato sfileranno in un corteo e faranno una fiaccolata proprio per questo, per chiedere più sicurezza, ma anche per ricordare queste vittime che appunto hanno perso la vita in maniera ingiusta e troppo presto. Ci fermiamo qui? Se vuoi possiamo continuare, non so se abbiamo ancora qualche minuto. Ci fermiamo okay. Qui. Allora, fra poco però torni con la rassegna stampa nazionale e internazionale, vedremo i fatti più importanti di oggi. Restate lì, Buongiorno Sicilia torna fra pochissimo. Eccoci a Buongiorno Sicilia, adesso torniamo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera.
le riforme in primo piano, sale la tensione, premierato, il via in Senato, insorge l'opposizione, scontro anche sui migranti, su questo famoso accordo che l'Italia ha siglato con la Meloni, in questo caso ha siglato con il premier albanese Rama. Gentiloni, nuovo patto di stabilità o tornano le vecchie regole? E poi Draghi che dice in Europa serve l'unione politica. Airbnb, noi in regola, parla Ceschi, il numero 1 della società che è finita nel mirino del fisco italiano. Il CEO e cofondatore appunto di Airbnb dice al Corriere che con il fisco abbiamo agito sempre secondo le regole, gli affitti a lungo termine sono una grande opportunità. La Sicilia è in prima pagina sul Corriere per questa operazione appunto tra Sicilia e Stati Uniti, asse tra clan, mafia e pizzo, indagine di polizia ed FBI, blitz antimafia appunto tra Palermo e New York, colpiti vecchi boss e nuove leve. L'indagine ha portato all'arresto di 7 affiliati in Sicilia, mentre 10 erano a New York in affari, nelle estorsioni e nel traffico di droga. Vediamo nel taglio alto, gli aiuti italiani partono per Gaza, ostaggi, si tratta una tregua. Israele, colloqui su 12 prigionieri. Per 3 ore di tregua però. Per 3 ore di tregua il numero di ostaggi rilasciati potrebbe essere di 12. Il Qatar starebbe, leggiamo, negoziando appunto per il rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una pausa umanitaria, ma Hamas minaccia invece la guerra perpetua. Si lavora anche per portare aiuti a Gaza e la presenza dei nostri carabinieri. Intanto qui vediamo una foto, i palestinesi in fuga dalla striscia di Gaza che si incamminano con poche cose lungo la strada di Salah al-Din all'altezza del villaggio Burei. Indi, il giudice stacca la spina, non potrà venire in Italia, i genitori fanno ricorso, oggi verrà staccata la spina. Il giudice dell'Alta Corte inglese ha stabilito che dalle 15 ora italiana potrà essere spento il supporto che tiene in vita questa bambina di 8 mesi che è affetta da una malattia incurabile, che non dovrebbe venire in Italia nonostante quello che ha fatto il governo italiano, ha dato la cittadinanza in maniera rapidissima a questa bambina proprio per consentirle di venire al Bambin Gesù e di essere curata proprio qui da noi. Però si spera in queste ultime ore che possa cambiare qualcosa. Andiamo a vedere all'interno del Corriere, riforme, che è la notizia di apertura, si parte dal Senato e scontro con l'opposizione. I Dem, scambio con Salvini sull'autonomia, Casellati replica, non è una scelta politica. La legge elettorale, la leader del PD Schlein sfida la maggioranza, sfiducia costruttiva e rinunciate alle liste bloccate. Poi ci deve essere, o c'è un'intervista a Ceccanti del PD, ci deve essere un tetto ai mandati con la norma sul secondo premier, accontentano i leader minori. Il commento è pensano ai loro equilibri interni, serve il maggioritario. Qui si parla di questa norma secondo la quale se cade il premier si va a pescare, ecco, sempre all'interno della maggioranza, quindi è una cosa che avvantaggia poi quelli che hanno anche dei partiti, diciamo, minori. Ma andiamo a vedere questo disegno di legge tanto discusso, di cui abbiamo parlato anche noi in trasmissione. Intanto Meloni si blinda per accelerare l'iter e controllare la Lega a Palazzo Madama. La svolta quando Schlein, che è deputata, ha alzato i toni. I punti: l'elezione diretta con una sola scheda. I poteri del Quirinale, rispetto alla situazione attuale non sarà più il Capo dello Stato a nominare il Presidente del Consiglio, ma continuerà ad assegnare al Premier il compito di formare il governo. La riforma costituzionale modifica anche l'articolo 88 della Carta, sarà impossibile per il Quirinale sciogliere un solo ramo del Parlamento. La maggioranza ha assicurato più volte però che i poteri del Colle resteranno inalterati, però in effetti qualche correzione c'è. La norma anti-ribaltone. Nel caso il Premier non abbia la fiducia dell'Aula, è stata inserita questa norma che prevede che il Capo dello Stato possa dare l'incarico
solo una volta appunto al famoso altro leader di partito. Esatto. Il premio di maggioranza, nel testo della riforma viene introdotto questo premio del 55% per i vincitori, questo diciamo pensato per garantire la stabilità poi governativa che manca tanto nel nostro paese, e poi lo stop ai nuovi senatori a vita. Viene modificato così l'articolo 59 della Costituzione, più precisamente il secondo comma, che tratta della nomina dei senatori a vita che non potranno essere più nominati, non ce ne saranno nuovi, quelli attuali resteranno Diciamo ancora che in carica. l'apertura è soltanto per il capo dello Stato emerito, ma non per altri senatori di nomina presidenziale. Esatto. Andiamo a vedere invece la situazione sul fronte della guerra in Medio Oriente, soprattutto l'Italia, il ruolo dell'Italia. Partita la nave soccorso, a bordo un ospedale vero, la missione umanitaria della Marina voluta dal governo, e poi questo ruolo dei carabinieri. Gli Stati Uniti intanto hanno chiesto a Roma alcuni militari dell'arma appunto per coordinare la sicurezza tra Israele e l'autorità nazionale palestinese. Mattarella, un armistizio non è pace. Il presidente in visita in Corea parla appunto della situazione in Medio Oriente. E poi quest'altra notizia drammatica: stop ai supporti vitali per Indy, lo decide un giudice inglese, la famiglia ricorre e dice è disumano. Londra, la corte vuole staccare la spina oggi, ma i genitori sono pronti a partire per Roma, quindi si spera per questa bambina affinché possa raggiungere l'Italia ed essere curata, o quantomeno si tenta appunto di assisterla nel nostro paese. La Repubblica di oggi, l'apertura, il governo dei dietrofront, finanziaria tormentata, Palazzo Chigi ci ripensa anche sul taglio delle pensioni dei medici, dicono è stato un errore anche a fronte della reazione dei medici che hanno già annunciato uno sciopero. Confermato anche lo sciopero, quindi nessun passo indietro per il momento. Diciamo che i medici restano sulle loro posizioni, abbiamo stretto troppo le maglie, dice il governo. Il ministro Schillaci: rivedremo la norma, ma i camici bianchi confermano appunto questo sciopero, non basta, la manovra è sbagliata. Il Fondo Monetario Internazionale, una legge di bilancio, così la definisce, senza crescita, e invita il governo ad usare bene i fondi del PNRR. Ancora vediamo la politica, migranti in Albania, il PD fuori Rama dai socialisti europei, e la fotonotizia invece dedicata alla guerra tra Hamas e Israele. Qui vediamo i familiari degli ostaggi che si trovano al muro del pianto di Gerusalemme con i ritratti appunto dei loro parenti che sono stati rapiti lo scorso 7 ottobre. Opzione tregua umanitaria per il rilascio di alcuni ostaggi. C'è questo caso che sicuramente farà discutere e che vede anche posizioni contrapposte della stampa. Il caso è quello del Vaticano che apre a battesimi e padrini sì del Vaticano per trans e gay. Vedremo tra poco anche negli altri giornali come commentano e come raccontano questa notizia. Champions League, l'Inter sbanca Salisburgo, Napoli soltanto pari. Andiamo a vedere la stampa di oggi. Hamas assediata, tratta sugli ostaggi. L'esercito di Israele stringe la morsa su Gaza City, l'ONU contro Gerusalemme, mai così tanti bimbi uccisi. I miliziani sono asserragliati nei tunnel e negli ospedali. Netanyahu dice hanno perso il nord della striscia. Andiamo a vedere le due fotonotizie, le macerie, quando l'umanità va in cenere. Nel 2000 andai a Berlino, dice Nadia Terranova, per la prima volta la riunificazione era avvenuta 10 anni prima. Oggi è l'anniversario della caduta del muro di Berlino, era appunto 9 novembre del 1989. E poi l'esodo, 1 milione di palestinesi in fuga, una lunga fila disciplinata che marcia svelta, scandita dagli stracci bianchi a cui affidano la loro vita.
L'Albania nel taglio centrale che divide i sovranisti, tensione tra Meloni e Lega, il commento Giorgia e la Costituzione, quei due mondi in conflitto, Salvini e la solitudine dei numeri 2. Poi Europa, allarme di Draghi, sta arrivando la recessione, l'ex premier interviene, ci vuole più integrazione, lui parla di integrazione politica o l'Unione Europea non sopravviverà. È un profondo conoscitore, un esperto, ha diretto a lungo, è stato il capo della Banca Centrale Europea, quindi conosce benissimo quelli che sono i meccanismi, indubbiamente. E conosce anche i meccanismi della politica italiana, perché diciamo che lui ha avuto modo di testare un po' con i suoi ruoli tutti gli attori di cui si parla poi. I diritti, figli di coppie gay e padrini trans, le aperture del Papa al mondo arcobaleno. E poi la polemica, l'indegna propaganda sul piccolo corpo di Indy. Anche oggi un altro tema che troviamo su tutti i giornali. Andiamo adesso al Messaggero. Gaza, tregua in cambio di ostaggi, Qatar ed Egitto, pausa per rilasciare 15 rapiti. Netanyahu non molla, li liberino tutti. Missione italiana nella striscia, una nave con farmaci e cibo e un ospedale per feriti, come abbiamo visto. Pensioni dei medici, il governo pronto a ritirare la stretta, ma abbiamo visto che invece i medici restano saldi sulla loro posizione. Poi la fotonotizia dedicata a questa famiglia distrutta da questa tragedia, corsa contro il tempo per salvare Indy, gli inglesi possono staccare i macchinari alle 15, c'è il pressing italiano. Il Fatto Quotidiano, vediamo gli Stati Uniti, l'Unione Europea e G7 a Israele, tregua a Gaza, l'ONU che appunto ha detto mai tanti bimbi morti in guerra, negli ospedali lo strazio degli orfani, l'allarme sui bambini rimasti senza genitori, parla il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, mai visti tanti minori uccisi in un mese, distrutta la moschea di Khan Yunis. Ci fermiamo qui con la rassegna nazionale e internazionale, abbiamo visto anche i fatti più importanti dall'estero, adesso facciamo una breve sosta, vediamo che il tempo ci aspetta e poi rientriamo con il primo dei nostri ospiti di questa mattinata, con i giornali, con la rassegna stampa, ci aggiorneremo fra non molto. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà il passaggio di una perturbazione atlantica a coinvolgere le regioni settentrionali e nel corso della serata anche parte del centro e la Sardegna. Al sud come sulla Sicilia il contesto si manterrà stabile e asciutto, avremo dunque una giornata all'insegna del bel tempo con prevalenza di sole. In serata sarà possibile il passaggio di qualche nuvola innocua, specialmente sul settore occidentale con qualche locale piovasco. Valori massimi diurni che localmente toccheranno punte di 21-22 gradi. Situazione analoga anche per quanto riguarda la giornata di venerdì. Il contesto si presenterà ampiamente soleggiato con cielo sereno o al più velature in transito nella seconda parte della giornata con un po' di variabilità in serata, specialmente sul settore centro-occidentale. Valori massimi diurni che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Gli appuntamenti li ricordiamo con C'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19:30 su Antenna Sicilia, proprio poco prima del telegiornale. Do il benvenuto e ringrazio per essere con noi questa mattina a Vincenzo Lorefice, che è il presidente regionale di UNICEF. Una situazione davvero complicata, quello che si vive in Gaza, non solo per i combattimenti, per la guerra, per quanto sta avvenendo, per la distruzione, ma lei che è il presidente dell'UNICEF regionale ha il polso di quella che è la situazione soprattutto per i minori, per i bambini. Abbiamo visto poco fa con il Fatto Quotidiano che ci sono dei dati allarmanti, sono proprio di queste ultime ore, stiamo vedendo per l'appunto, cioè l'ONU che dice mai tanti bimbi morti in guerra, sì. E negli ospedali poi c'è anche lo strazio dei piccoli che restano da soli perché muoiono i genitori in questo conflitto. Insomma, è davvero
un momento complicato per l'umanità, diciamo questo perché i bambini rappresentano anche il futuro in qualche modo. Sicuramente sono il futuro ma sono anche il presente, quindi bisogna occuparsi assolutamente di loro. Ma sia in Israele che nello Stato della Palestina sono stati segnalati numerosissime gravi violazioni dei diritti dei bambini. Diciamo che sostanzialmente su larga scala i bambini vengono uccisi, vengono mutilati, vengono rapiti. Attualmente nella striscia di Gaza noi contiamo circa 50.000 donne in stato di gravidanza, con una media di 180 parti al giorno. E la cosa che più di tutte ci angoscia sono i bambini prematuri, i quali non avendo energia elettrica a sufficienza, spesso rischiano di morire. Al momento ci sono anche problemi gravissimi. Stiamo vedendo delle immagini, delle foto che ci in portano Cisgiordania, di cui non si parla, dove già ci sono stati 40 bambini uccisi e 150 circa gravemente feriti. Quindi sono situazioni veramente assolutamente impossibili, con un altro grave problema che è quello delle nostre forniture preposizionate, che è una nostra strategia che abbiamo utilizzato in Ucraina, della quale peraltro in questo momento si parla poco perché siamo tutti attratti dal problema di Gaza. Ma anche lì c'è la guerra, anche lì i minori soffrono. Che continua, assolutamente, assolutamente. Ma poi veda anche queste due gravi situazioni di guerra ci fanno dimenticare altri problemi che sono legati alle calamità naturali. Abbiamo parlato del terremoto in Marocco, ma forse nessuno sa che nel Nepal c'è stato qualche giorno fa un grave terremoto, un altro terremoto, per giunta in un'area geografica molto povera e quindi a rischio di grave povertà e di difficoltà per i bambini. Quindi sono situazioni per le quali noi ci spendiamo quotidianamente. Tra l'altro il prossimo anno l'Unicef in Italia, il Comitato Italiano per l'Unicef festeggia i propri primi 50 anni e durante l'anno svolgeremo iniziative di grande rilievo per attenzionare i diritti dell'infanzia e far conoscere soprattutto i contenuti della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia alle persone, insomma. Torniamo adesso a quanto avviene in questi giorni a Gaza. Nel concreto abbiamo visto che l'Italia si sta muovendo. Oggi parte questa nave che è un ospedale di fatto galleggiante, un ospedale che darà supporto, aiuto umanitario, però il problema vero, come diceva lei prima, è che gli ospedali, non avendo energia elettrica, non avendo più i generatori, non possono più operare. E non solo per i bambini prematuri, cioè i bimbi che devono nascere o che potrebbero nascere prematuri, ma anche per chi ha bisogno di cura, di chi ha bisogno di essere assistito. E l'Unicef come si muove, come si sta muovendo in questo teatro che è complicato, perché indubbiamente operare in queste zone è davvero difficilissimo. Guarda, noi abbiamo i nostri operatori che sono presenti in tutte le parti del mondo, come dicevo prima, accennavo alle posizioni preposizionate, cioè che sono delle vere e proprie, dei veri e propri contenitori strategici che sono pronti a fornire aiuti di ogni tipo, dai contenitori per l'acqua al materiale per potabilizzare l'acqua, agli alimenti fortemente integratori di principi nutritivi, ai vestitini, tutto quello che può servire ai bambini, e anche le scuole in scatola, perché non dobbiamo dimenticare che i bambini hanno bisogno di continuare ad andare a scuola nei limiti del possibile. E certo, adesso che sono in fuga, che stanno cercando un rifugio, attraversare magari, che ne so, un valico che consenta di mettersi in salvo dai bombardamenti, un pochino complicato, però vanno assistiti anche durante questo viaggio. Certo, certo. Noi abbiamo un grande deposito a Copenaghen, nella zona franca del porto, grandissimo, dal quale escono continuamente materiali utili per gli aiuti immediati, quindi i nostri operatori
non hanno mai abbandonato queste zone di guerra, anzi continuano ad essere presenti, operativi. Purtroppo qualcuno ci ha lasciato anche la pelle. E perché operando magari in zone a davvero rischio, difficili, a forte rischio. c'è il rischio, c'è il rischio. Senta, io le volevo chiedere a proposito proprio degli aiuti. Voi avete la vostra struttura, la vostra rete capillare che raggiunge tutto il mondo. Ma chi come noi volesse in qualche modo sostenere, aiutare la vostra causa, non nello specifico soltanto nel caso di Gaza, ma immagino che voi operando in tutto il mondo, come ci diceva prima, si può fare qualcosa, abbiamo la possibilità di partecipare, vedi, emergenza bambini, nel caso specifico stiamo vedendo, lei forse non riesce, ma sopra un monitor la può aiutare. Cioè, quindi anche noi possiamo dare il nostro contributo. Assolutamente. Allora guardi, intanto le posso dire subito che abbiamo al momento lanciato presso tutti i sindaci d'Italia, quindi nella Sicilia assolutamente presso tutti i sindaci, l'iniziativa Go Blu, che serve per illuminare un monumento significativo di ogni città per ricordare che il 20 novembre è la data della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, l'anniversario. Poi la raccolta fondi la facciamo in tanti modi. Catania è da questo punto di vista un po' la punta di diamante, perché abbiamo una lotteria che è arrivata alla 10ª edizione e che mette in palio 300 premi, tutti donati, compresa anche la stampa dei biglietti, delle locandine, c'è stata come dire, sponsorizzata, quindi il ricavato della lotteria è interamente devoluto ad una campagna importantissima, che è quella della lotta alla malnutrizione infantile. Anche lì a Gaza ci sono questi problemi. Poi abbiamo appunto la possibilità di effettuare della raccolta fondi presso la nostra sede, che è a Catania è sede regionale e provinciale, in via Montesano 15, dove si può donare liberamente, acquistare anche dei gadget che sono per il periodo natalizio, e naturalmente ci stiamo preparando ad eventi importanti come una importante conferenza al Dipartimento di Giurisprudenza con la cattedra di diritto internazionale. Anche lì opereremo per sensibilizzare i giovani e renderli partecipi di questi impegni. Vorrei tornare, ma brevemente, noi non ci addentriamo in vicende che sono di carattere politico, però in questo momento è chiaro che c'è una sorta di spaccatura fra Israele e l'ONU, perché il segretario generale, l'abbiamo visto anche stamattina più volte sui giornali, ha evidenziato come intanto il numero dei morti e dei bambini minori è elevatissimo, mai visto prima, l'abbiamo sottolineato, e ha parlato di cimitero dei bambini nella striscia di Gaza, perché oltre ai 3.500 morti va sottolineato che sono almeno 6.400 feriti, bimbi minori feriti che hanno bisogno di cure, che non possono essere sostenuti, supportati. Oltre 4.000 bambini uccisi solo a Gaza. E quindi voglio dire, accade anche in Israele, cioè è successo anche in Israele, perché chiaramente poi le bombe quando arrivano non guardano in faccia nessuno, però certamente bisogna trovare anche un punto di equilibrio di carattere politico. L'ONU certamente è la sede dove i paesi poi si possono confrontare e possono trovare una linea condivisa per un cessate il fuoco immediato, per dare la possibilità di aiutare la popolazione civile soprattutto, perché quello che conta è aiutare i civili, aiutare i bambini. Certamente, assolutamente sì, è importante soprattutto non dimenticare appunto che i bambini sono, come lei giustamente diceva poco fa, sono il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente. Bisogna pensare che loro sono adesso bambini e ad essi va riconosciuto ogni diritto che è stato sancito da una convenzione che è di carattere mondiale, è la legge universale più votata in assoluto nella storia dell'umanità. Quindi anche quello ci deve far pensare che non è sufficiente mettere una firma sotto un trattato, ma poi l'importante è l'applicazione. I bambini hanno bisogno di giocare, e soprattutto non vedere dare le bombe. ascolto ai bambini, che è una cosa di cui ci si dimentica facilmente. Bisogna ascoltare il parere e il pensiero dei bambini. Grazie a Vincenzo Lorefice, presidente regionale di UNICEF, e noi adesso
ci fermiamo per qualche momento e torniamo con un altro tema da affrontare, che è quello riguardante la fuga dei medici dall'Italia e anche dalla Sicilia. In collegamento adesso andremo a Dubai con un medico proprio italiano che lavora a Dubai. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia. Come anticipato adesso torniamo a parlare della fuga dei medici dal nostro paese, dall'Italia e anche dalla Sicilia. La scorsa settimana abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Alfio Saggio, e abbiamo affrontato questo tema. Oggi ci colleghiamo in diretta con Dubai, dove manca poco, a mezzogiorno, 10 minuti credo a mezzogiorno, e do il benvenuto al dottore Sergio Mazzei. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Lei è un medico chirurgo che opera all'ospedale Al Zahra di Dubai, se non dico male. Giusto. Significa fiore. Oh, benissimo. Fiore? Sì, fiore. Allora, dottore Mazzei, lei qualche anno fa si è laureato a Messina, quindi è siciliano, però a un certo punto ha deciso di lasciare la Sicilia, cioè ottenuta la laurea, ha pensato di andare all'estero. Che cos'è che l'ha spinto ad andare all'estero e soprattutto a Dubai? Ma il passaggio è stato duplice, perché la prima immigrazione è stata dalla Sicilia al nord. Sono andato a lavorare a Milano nel 2010, Milano, Lecco e Monza. Queste sono state le mie 3 città dove ho avuto la fortuna di lavorare con grandi professori, un servizio sanitario di eccellenza. Poi, nel 2016 ho avuto l'impressione che il sistema non permettesse di fare quello scatto di carriera che tendenzialmente negli altri paesi succede e avviene quando uno incrementa le proprie skills, le proprie conoscenze, e quindi nel 2016 abbiamo deciso con tutta la famiglia, con mia moglie, anche lei collega, di trasferirci a Dubai. La motivazione era principalmente la possibilità o la visione che avremmo potuto fare una carriera un po' più, una carriera migliore. Ecco. Non è stata una fuga perché c'erano delle motivazioni particolari. L'idea iniziale era di stare qualche anno, poi in realtà ci siamo trovati benissimo, ogni anno va sempre meglio, la bambina ormai è ambientata, mia moglie lavora, io ho una buona posizione nell'ospedale, quindi questo è stato il passaggio. La fuga dei medici. Le chiedo scusa dottore, ma qual è stata la differenza da un punto di vista lavorativo, no? Lei parla di una possibilità di maggiore di carriera, però il servizio pubblico ultimamente, il nostro servizio sanitario registra spesso queste fughe e all'estero ma anche verso il privato. Sono forse le condizioni anche di lavoro che in qualche modo facilitano questa... Sicuramente le condizioni di lavoro, qui devo dire il sistema è privatistico, quindi si customizza l'attività che uno fa sul paziente, si ha tempo di dedicare il paziente non ha una lista di attesa, quindi ci sono dei innumerevoli vantaggi, si riesce a instaurare un rapporto col paziente. Questo ovviamente riduce il rischio medico-legale, che in Italia è diventato altissimo. Si fanno dei turni in Italia, come qui, non è che qui lavoriamo meno, ma secondo me lavoriamo meglio, lavoriamo più sereni. Sì, vi sentite più tutelati lì come categoria? Dottore, vi sentite più tutelati voi come categoria all'estero rispetto che in Italia? Sicuramente.
Io devo dire che mi sento più sicuro a lavorare qui. I primi anni probabilmente avevo un'idea sbagliata, c'era un po' di timore, c'è una visione che a volte può essere distorta della possibile realtà. E in realtà qui problematiche medico-legali sono rarissime, ma non perché il lavoro è diverso, ma perché il paziente riesce, il medico ha il tempo di dedicare il giusto spazio a quel paziente. Quindi l'errore medico può anche esserci, che non diciamo errore medico, ma una complicanza che in letteratura può essere menzionata. Se è menzionata succederà. Il problema è che il paziente che vede il collega per 5 minuti in pronto soccorso, i colleghi sono costretti a vedere i pazienti senza sosta, senza una soluzione di continuità, con rischio di aggressioni verbali, aggressioni fisiche. Quindi devo dire che si riesce a lavorare un po' più serio. Dottore Mazzei, prima di salutarla per questo suo intervento, in Italia è anche difficile e complicato arrivare alla professione per tanti motivi, no? Perché c'è ancora il numero chiuso, anche se adesso diventa un numero programmato per l'iscrizione alla facoltà di medicina, invece probabilmente in altre parti del mondo l'accesso, per quello che è la sua esperienza, a Dubai in particolare, c'è questo sistema di numero chiuso, c'è una restrizione? No. Allora, il sistema universitario è ancora un po' indietro, per questo loro richiedono personale che già ha delle skills, quindi viene qui e deve essere già indipendente, quindi questa è una cosa che costruiranno nel tempo. Il problema del numero chiuso in Italia è vero che c'è una riduzione del personale, però se nell'ambito chirurgico, ad esempio, la specializzazione viene fatta da 10-15 persone, la parte di specialità che richiede una parte pratica viene meno. Per cui è vero che si avranno più specialisti chirurghi, ad esempio, con delle capacità operative che sono basse, e quindi non si risolve il problema. Quindi non credo che l'apertura del numero chiuso sia la soluzione. Si crea un numero con una qualità inferiore. La qualità del sistema sanitario nazionale italiano è altissima. Questo, ovviamente io sono cresciuto col sistema sanitario nazionale e devo ringraziare per i turni massacranti, le attività extra orario e tutto quanto. Senza questo sistema educativo non ci sarei arrivato. Il problema arriva nel momento in cui un collega a 40 anni, 45 anni dovrebbe diventare consultant, resta ancora nella posizione che aveva a 35 anni, sarà probabilmente la stessa a 50 anni, a 60 anni fino alla pensione. Allora le chiedo per chiudere, sì o no, pensa di poter rientrare un giorno in Italia, magari poco prima di andare in pensione, oppure rientrerà nel nostro paese dopo aver raggiunto, diciamo, la quiescenza? Ma noi ci siamo dati una scadenza che è data dall'università di nostra figlia, probabilmente la farà all'estero, che potrebbe essere, io spero che la faccia in Italia onestamente, o sarà comunque un sistema europeo, quindi quello potrebbe essere il momento in cui decidiamo noi di tornare in Italia. Ad oggi no. La ringrazio, una buona giornata. È stato davvero interessante il suo intervento, la sua testimonianza oggi a Buongiorno Sicilia. Ci fermiamo, c'è un altro break e poi subito dopo apriremo una pagina che da sempre fa discutere nel nostro paese. Negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore la cronaca ci riporta proprio al tema del fine vita. Ne parleremo con Marco Perduca, ex senatore radicale. Tutto questo fra pochissimo.
insieme a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso parliamo di fine vita e prima di introdurre l'ospite c'è questo videomessaggio di Sibilla Barberi che andiamo a sentire. Mi chiamo Sibilla Barbieri, sono malata oncologica da 10 anni. Ho fatto tutte le cure che mi sono state proposte, anche le linee di trattamento all'estero che ho acquistato carissime, ma purtroppo non hanno più funzionato. Io sono una malata terminale e non ho più tempo. Conoscendo la sentenza Cappato di J. Fabo, ho provato a chiedere aiuto per il suicidio assistito a casa mia, in Italia. L'ho chiesto alla mia ASL, che mi ha mandato una commissione a valutare il mio caso e che ha deciso che io non rientro nei casi possibili perché, cito letteralmente, non sono attaccata a macchinari di sostegno vitale. Ma pochissimi malati terminali di cancro sono attaccati ai sostegni. Tra l'altro le cose cambiano. Questa è una discriminazione gravissima tra i malati oncologici e chi si trova in altre condizioni anche non terminali. Per questo ho deciso liberamente e consapevolmente di ottenere aiuto dalla Svizzera, andando in Svizzera, perché lo posso fare, possiedo i 10.000 euro necessari e posso ancora andarci fisicamente, anche se sono al limite. Ma tutte le altre persone condannate a morire da una malattia e che non possono, perché non hanno i mezzi, che sono sole o che non hanno le informazioni, come fanno? Questa è un'altra grave discriminazione a cui lo Stato dovrebbe porre rimedio. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato, l'associazione Luca Coscioni, i disobbedienti, e ringrazio voi per avermi ascoltato al posto dello Stato. Un messaggio toccante, l'ultimo di Sibilla Barbieri, prima del suo viaggio in Svizzera. In Svizzera è andata con Marco Perduca, che noi abbiamo in collegamento. Buongiorno Perduca. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. E lei subito dopo, al suo rientro in Italia, si è autodenunciato assieme anche a Marco Cappato, perché in Italia diciamo, la legge proibisce il suicidio assistito, nonostante ci sia una sentenza della Corte Costituzionale, ma per casi particolari, come abbiamo sentito. Purtroppo la sua voce va e viene, almeno a me. Comunque. Allora, dicevo che lei, rientrato in Italia, si è poi autodenunciato. L'ha fatto assieme a Marco Cappato perché nel nostro paese il fine vita, la morte assistita, non è consentita. C'è un pronunciamento della Corte Costituzionale che risale al 2019, se non ricordo male, però delinea, come sentivamo anche nel videomessaggio, precisi casi. E per l'appunto una delle 4 condizioni per cui in effetti in Italia si può ottenere il suicidio assistito, Sibilla Barbieri lo aveva. L'ultimo in modo particolare, quando fa il gesto del tubo che le manda l'ossigeno nel naso, quello è sostegno vitale e quello è il 4º requisito ritenuto necessario per poter avere accesso alla morte medicalmente assistita in Italia. Sibilla Barbieri ha fatto la sua richiesta all'ASL all'inizio di agosto e solo dopo una diffida andata dai legali all'ASL Roma 1
le è stato risposto, ma le è stato risposto dopo 40 giorni. Chi è in fase terminale, con cancro, che altro ha occupato gli ultimi 10 anni della vita di Sibilla Barbieri, ogni giorno deve affrontare una situazione quasi diversa da quella del giorno precedente. E quindi, se all'inizio di agosto non aveva il problema dell'ossigeno, e ancora lo aveva, dall'inizio di ottobre ha iniziato ad avere un problema di respirazione che dalla metà del mese in poi ha reso necessario il tubicino nel naso tutto il giorno. Perduca, le chiedo scusa se la interrompo, perché chiaramente il nostro tempo è limitato, dobbiamo cercare di affrontare quanto più possibile il tema, l'argomento. Dicevo prima, il fine vita in Italia è un argomento che divide, è un argomento su cui si dibatte. Di recente il ministro alla salute Schillaci ha detto che il governo ha una sua idea e provvederà poi a rendere questa idea una norma. Però anche la Chiesa ha convocato un tavolo della CEI. Però non c'è mai stata una legge sul tema. Lei si è dato una spiegazione, un perché? Ma intanto noi abbiamo un codice penale che risale agli anni del fascismo. Si sente tanto parlare di antifascismo, sarebbe molto antifascista modificare il codice Rocco negli articoli 579 e 580. Chiunque può avere la propria idea relativamente alla propria morte, non imporre la propria visione alle scelte degli altri. Occorrono delle leggi, e la Corte Costituzionale non ha fatto una legge, ha soltanto chiarito che non è reato se si fa in quel determinato modo, le leggi deve fare il Parlamento. E quindi eventualmente vanno fatte partendo dalla sentenza che ricordava lei del 2019, guardando avanti. Ma guardando a che cosa? Alla Costituzione. La Costituzione all'articolo 32 dice: chiunque può rinunciare a delle cure anche se queste sono salvavita. Più chiaro di così non si potrebbe essere. Qualsiasi legge che dice una virgola in meno di questo, comunque la pensi chi adotta la legge, non può fare l'economia della libertà di scelta individuale, naturalmente di persone capaci di intendere e di volere, che sono state informate di tutto quello di cui occorre essere informate. Grazie alla legge sul testamento biologico si possono scrivere queste cose per poi prendere una decisione. Le mie opinioni non devono limitare la libertà di qualcun altro e di viceversa. Ma secondo lei manca una volontà politica in questo senso? Assolutamente. Qui si dichiara tutto il giorno su qualsiasi cosa. La notizia della morte di Sibilla Barbieri ha fatto letteralmente il giro d'Italia su tutti i canali, anzi grazie a voi per questo invito. E nessun politico ha detto nulla tranne il senatore Ivan Scalfarotto e Riccardo Maggi, deputato, che ieri hanno detto di avere contribuito in parte ai costi sostenuti da me, dal figlio, che abbiamo accompagnato Sibilla Barbieri in Svizzera, ma gli altri 598 sono stati zitti. Perduca, e questo... Sì, no, le chiedo anche di un caso di grande attualità, di queste ore, la vicenda della piccola Indy, perché il giudice, inglese ha disposto che alle 14 ora inglese, alle 15 in Italia, se non sbaglio, venga staccata la spina alla macchina che la tiene in vita. I genitori hanno proposto ricorso perché evidentemente vorrebbero che la loro bimba continuasse a vivere. L'Italia ha concesso la cittadinanza alla bambina, ma in questo momento la bimba non può lasciare l'Inghilterra per venire da noi e farsi curare, o comunque essere assistita, non curare, perché pare che la malattia sia incurabile. Lei su questa vicenda si è fatto un'idea? Io mi sono fatto l'idea che in 8 minuti un Consiglio dei Ministri ha dato la cittadinanza a una bambina. In 8 minuti il Consiglio dei Ministri può chiarire la tutela, anzi stabilire la tutela di chi è alla fine della vita di 60 milioni di persone che sono già cittadini italiani. È una questione, come diceva lei, di volontà politica. Se ci si assume la responsabilità contro la scienza e la legge di un altro Stato europeo, non più membro dell'Unione Europea, non si capisce perché non ci si possa assumere la responsabilità per dei concittadini
tra l'altro dello Stato, che al mondo ha il numero più alto di persone oltre i 65 anni, a cui auguriamo lunghissima vita. In Italia si vive molto più a lungo che altrove, ma che prima o poi dovranno avere una certezza quando la loro salute si deteriorerà. Perduca, per chiudere, lei autodenunciandosi, così come ha fatto anche Marco Cappato, che rappresenta una delle tante associazioni che si battono per una legge per il fine vita, sapete che autodenunciandosi comunque c'è il rischio anche di una condanna. I tribunali hanno comunque in precedenza assolto Cappato per il caso di DJ Fabo. C'è il rischio però che un giudice possa decidere in maniera diversa, lo ha messo in conto lei, no? Certo, è per questo che facciamo le cose, non tanto perché vogliamo andare in carcere, ma per creare una giurisprudenza. Il caso di Sibilla Barbieri però ha una differenza rispetto a tutti gli altri, e cioè il figlio, la figlia, la madre, la sorella hanno denunciato l'ASL, perché il comitato etico dell'ASL aveva dato l'ok per Sibilla Barbieri, cioè poteva essere addormentata a casa sua. L'ASL non paga, dopo 2 mesi ha creato una sottocommissione per rinforzare il proprio no. Ecco bene, lì qualcuno un'altra volta si è assunto la responsabilità di non ascoltare il parere etico e di non studiare le cartelle cliniche. Quindi noi siamo di fronte a una burocrazia che si disinteressa totalmente del benessere delle persone nel momento più drammatico della loro vita e di chi gli sta intorno. È intollerabile. E allora un conto è fare una dichiarazione per dire che è intollerabile, un conto è denunciare chi lo ha reso intollerabile, e così è stato fatto. Allora io la ringrazio per essere stato questa mattina con noi. Certamente il tema non possiamo risolverlo noi, ci auguriamo che in qualche modo il nostro Paese possa assumere una posizione ben definita sulla vicenda, sul tema del fine vita. Grazie a Marco Perduca per essere stato stamattina con noi a Buongiorno Sicilia. Adesso una pillola di almanacco e poi sentiremo il nostro Marco Amato su quello che ci diranno le stelle per questa giornata. Superfici incrostate? La risposta a tutti i vostri affanni è il bicarbonato. Basterà realizzare un impasto con 3 parti di bicarbonato e una di acqua, distribuirne un po' su di una spugnetta e strofinare delicatamente sulla superficie incrostata. Quindi risciacquare la superficie aiutandoci sempre con una spugnetta. Sapete qual è il primo colore che i neonati riescono a vedere? È il rosso. I bambini riescono infatti a distinguerlo a circa 2 settimane dalla nascita. Niente obblighi, niente aspettative, nessun impegno. Questo è il significato dell'espressione inglese no strings attached, che è letteralmente traducibile con senza stringhe legate. Si usa per indicare una situazione in cui si è totalmente liberi di agire, in cui non si ha nessun legame. Torniamo in studio come annunciato, adesso andiamo da Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno, bentrovati. Buon caffè, buon caffè. Stamattina ci diamo alla politica. Grazie. Sì, oggi i riflettori delle stelle accendono lo sguardo su una coppia di politici molto noti, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rispettivamente un pesci e una Capricorno. Assolutamente fortissimo il carattere capricorniano, è molto mutevole quello pesci. Ecco, vedete, i due in questo rapporto molto conflittuale ma allo stesso tempo complice, che è tipico di questi due segni zodiacali, il granitico
Capricorno e il mutevole Pesci. Ecco, vedete, si cerca un adattamento a cosa? Il tema scottante per adesso è proprio quello dei migranti. Ebbene, i pesci sono il segno del lontano, anche dell'esilio, della fuga, per cui c'è un attenzionare questa tematica in una maniera molto differente. Tra l'altro la proposta di Salvini di creare dei campi d'accoglienza viene reputata un po' troppo rigida dalla signora Meloni, per cui insomma troveranno un accordo tutte e due? Ebbene, ci rispondono le stelle su questo scottante argomento, proprio perché Plutone e Mercurio fanno finalmente pace, e anche gli argomenti più complicati e scottanti da oggi in poi sembrano essere all'ordine del giorno, per cui una soluzione la si troverà, complice anche una luna splendida di oggi che dà una forte mano alla bella Venere che, come ho annunciato ieri, porta di nuovo armonia, accordo e pace tra le parti. Quindi auguro ad entrambi di seguire i consigli delle stelle, che li porteranno sicuramente ad addivenire ad una sinergia comune. Mentre invece, parlando di stelle, cosa succede ai Capricorno e ai Pesci? Il Capricorno è un po' più sospettoso, proprio perché Venere è entrata in quadratura, quindi crea una serie di problematiche che hanno a che fare proprio con l'indagine sulla realtà stessa, tipico di un esistenzialista come il Capricorno. Mentre invece i Pesci hanno un bel da fare nel gestire delle responsabilità anche non proprie per adesso, per cui si sobbarcano, da bravo rappresentante di spirito di sacrificio, tutta una serie di cose che riescono a portare a termine con egregia competenza, proprio perché Saturno e Nettuno sono nei loro gradi. Quindi spalle larghe, cari pesci, perché state dimostrando di non essere solo i più dolci dello zodiaco, ma anche per adesso i più strutturati e i più bravi incassatori dello zodiaco. In tutto ciò, se va bene ai pesci, agli acqua e ai terra, chiaramente i fuochi e gli aria sono un po' più in difficoltà, per cui lasciarsi andare per Cancro, Scorpione e Pesci sarà semplice. Toro, Capricorno e Vergine accolgono delle varianti a delle soluzioni importanti, mentre invece Acquario, Gemelli e Bilancia sono un po' più titubanti e devono fidarsi anche di chi non credono essere assolutamente la direzione affidabile, in particolare Acquario e Bilancia, mentre invece Gemelli sono molto più furbi e riescono comunque a giocare jolly. Per ultimi Fuoco, che con questi aspetti sembrano un pochino più snobbati, in particolare l'Ariete, che cerca ancora delle risposte in amore, il Leone, la sua affermazione lavorativa e nella vita, ma anche di ricostituire un ritmo familiare che sente gli è stato sottratto. Sagittario in netta ripresa per altri tipi di motivi, ma che vedremo più in là e che vi racconterò magari in un'altra puntata. E detto questo, vi auguro un'ottima giornata. A presto e buona Venere, buon accordo zodiacale a tutti. Grazie a domani, grazie Marco Amato. Adesso vediamo che cosa è successo il 9 novembre nel corso dei secoli, non solo degli anni. Siamo al 9 novembre del 1938, un tragico assassinio scatena un'ondata di violenza anti-ebraica in Germania e anche in Austria, passata alla storia come la notte dei cristalli, porta alla distruzione di migliaia di attività ebraiche. Stiamo per l'appunto vedendo una foto dell'epoca. Il 9 novembre del 1965, al confine tra Canada e Stati Uniti, un errore umano scatena il primo grande blackout della storia. 30 milioni di persone si ritrovano isolate al buio per ben 13 ore. 2 anni dopo, siamo al 9 novembre 1967, esce il primo numero dei Rolling Stones Magazine, la rivista che ha cambiato il modo di vedere la musica, diventando uno dei punti di riferimento del settore. Stiamo vedendo la copertina. Arriviamo al 1971, 9 novembre, nelle secche di Meloria, al largo di Livorno, un aereo con 46 paracadutisti italiani a bordo precipita. Tutti i militari perdono la vita e le cause dell'incidente rimangono avvolte nel mistero. 3 anni dopo, il 9 novembre del 1974, nasce Alessandro Del Piero, icona del calcio italiano. Con la maglia bianconera e il numero 10 ha fatto battere i cuori dei tifosi della vecchia signora per ben 19 stagioni. E poi il 9 novembre del
1989, lo dicevamo anche prima, cade simbolicamente e fisicamente il muro di Berlino, la cortina di ferro che divideva l'Europa. Secondo le stime ufficiali, cercando di attraversarlo sarebbero morte ben 133 persone. 9 novembre del 2001 è una giornata epica ad Hollywood, viene inaugurato il Kodak Theatre, per l'appunto nella quella che è la città simbolo del cinema, progettato da David Rockwell e dal costo di $94 milioni. Questo teatro diventa la sede fissa degli Academy Awards, gli attesissimi premi Oscar. Il 9 novembre del 2004 invece Mozilla lancia il browser Firefox, così la volpe di fuoco, storico logo di Mozilla Firefox, conquista il web e lancia la sfida del nuovo millennio al colosso di Bill Gates. E per concludere, 9 novembre 1963 nasce, lo state vedendo, Biagio Antonacci, uno dei grandi nomi della musica pop italiana. Dopo il debutto a Sanremo nell'88 grazie a Ron, Biagio si afferma come autore per artisti del calibro di Mietta, Mia Martini, Laura Pausini, e 10 anni dopo il trionfo con l'album Mi fai stare bene, che contiene una hit indimenticabile, Quanto tempo è ancora, ma anche Iris, altra grande canzone, altro grande successo. E noi per omaggiare, per ricordare Biagio Antonacci ci salutiamo con Pazzo di lei. L'appuntamento con Buongiorno Sicilia è a domani mattina. A tutti una buona giornata. Buongiorno. Lui è il passo di lei, è per questo che non sa più darsi